Amici di Calcio Napoli 24, buongiorno da Di Maro. Sabato 25 luglio, ore 10.06 in punto, inizia un'altra seduta d'allenamento, giornata ricca di appuntamenti. Buongiorno da Manuel Guardasole, fra poco andremo anche da Marco Lombardi che è all'interno della la tribuna stampa del campo di Carciato per raccontarvi questo allenamento mattutino agli ordini di Max Allegri. Poco fa è passato anche il DS Giovanni Manna alle nostre spalle e fra poco andiamo da Marco, ma prima volevo ricordarvi tutti gli appuntamenti di giornata perché sono tanti, tutti in diretta su Calcio Napoli 24 e quindi questo lungo sabato non andate al mare. Tra l'altro so che al Napoli si sta più freschi oggi, quindi restate a casa e godetevi tutti gli appuntamenti di oggi perché stamattina c'è l'allenamento, alle 16 c'è la conferenza stampa di Giovanni Di Lorenzo, il capitano parlerà in diretta a Calcio Napoli 24 e agli altri media presenti qui a Di Maro. Noi ve la mostreremo in rigorosa live, quindi senza embargo, senza dover aspettare, in diretta potete ascoltare le parole del capitano azzurro. E poi questa sera la presentazione della squadra in Piazza Madonna della Pace. Non ci sarà Decibel Bellini, ci sarà un duo inedito oltre a Divano Petagna che si occuperà del DJ set, ma come vi abbiamo un po' anticipato in questi giorni, Kiss Kiss, Radio Kiss Kiss, che ha l'accordo, la partnership col Napoli, utilizzerà suoi speaker, suoi personaggi anche per questi eventi, e quindi più tardi vi dirò anche chi ci sarà stasera a presentare l'evento di chiusura del ritiro di Di Maro, ma in realtà di inizio stagione in cui viene presentata la squadra. E ci sarà sicuramente anche qualche momento musicale e divertente, anche quello in diretta video, quindi tutto integralmente visibile su Calcio Napoli 24 e gratuitamente stasera, quindi restate sintonizzati per tutta la giornata che ci sono tanti eventi da seguire insieme. Marco Lombardi dovrebbe essere già collegato dall'interno, mi collego proprio con lui. Marco, buongiorno. Buongiorno. No, Marco, scusami se ti interrompo, devo trovare un'alternativa. O riescono dalla regia a farmi sentire te, o così non ti sentirò mai. Lo so che il tuo audio è buono, però io non ti sento minimamente, quindi dobbiamo trovare un modo. Sì, no, io sono collegato come sempre. Il problema Tra l'altro, Marco, devi sapere che qui di nuovo non c'è corrente, insomma solite problematiche, per cui io l'unica cosa che ho a disposizione è ibridarmi con te, quindi vabbè, provo a fare una cosa, dai, anche se devo usare la mia connessione, mi scollego da qui, datemi solo un secondo, tutto in rigorosa diretta, e mi collego dal cellulare, che è l'unico modo, nonostante insomma sia assurdo. Marco, buongiorno, ti sento benissimo adesso. mi senti? Sì. Ok, perfetto. Una mano buongiorno a te. Il terreno di gioco adesso vede da qualche minuto gli azzurri in campo, sono tutti posizionati al centro del terreno di gioco tranne i 4 portieri. A breve, appena usciamo, capiamo gli assenti, perché ormai è una consuetudine, ogni giorno almeno 1 o 2 azzurri mancano all'appello. Ieri pomeriggio Lindstrom e Alisson non c'erano, ma poi ci è stato comunicato che erano semplicemente in palestra, quindi nessun problema per loro. Provo a concentrarmi perché siamo piuttosto lontani per capire se Alisson c'è o meno. Non lo vedo onestamente, non vedo neanche Jesper Lindstrom, scusate se mi concentro, ma sono piuttosto lontani dalla nostra postazione e quindi non vedo né il danese né il brasiliano. Adesso una esercitazione molto divertente per i giocatori perché sono tutti in cerchio, una sorta di torello allargato con delle 4 porticine agli estremi di questo torello e 2 gonfiabili in mezzo al cerchio, e stanno effettuando appunto adesso questo torello ai giocatori, e credo con una sorta di attivazione muscolare per questo allenamento mattutino del giorno 9 di ritiro
E di sicuro invece i portieri sono lì alla nostra destra come al solito. Insieme a me c'è anche Simone Guadagno. Buongiorno a tutti, buongiorno Manuel, buongiorno a tutti quelli che ci stanno seguendo. E ovviamente seguiremo anche questa sessione d'allenamento fino alla fine, come ci è ormai di consuetudine, e ovviamente poi seguiremo oggi alle 16 la conferenza stampa di Capitan Di Lorenzo, che è in mezzo al campo in questo momento. Giovanni Manna è in panchina, sempre al telefono, di fatto le sue giornate trascorrono sempre con il suo dispositivo in mano, e invece Allegri è entrato insieme alla squadra questa volta, quasi una cosa inedita, e ha subito salutato i tifosi presenti sugli spalti. Qui c'è molto vento, non so la tua postazione, e poi ti dico che la curva Meledrio e la curva Carciato sono completamente piene, primo giorno che accade, quindi forse oggi è davvero l'unico giorno di sold out qui a Di Maro. Sì, allora Marco, mi prendo la linea per permetterti di sistemare l'audio, perché si sente o solo tanto vento o non lo so. Vedi un attimo con la regia e poi torno da te. Intanto leggo un po' di messaggi da YouTube, ci chiedono se open l'allenamento. Siamo in diretta, Calciopoli 24, vuole venire? Venga di qua, eccoci qua. Buongiorno, anche a Bologna, come va? Sì, a Bologna ci siamo visti, ci vediamo in giro per l'Italia, sì, poi siamo tifosi, è bello ritrovarsi a Di Maro, perché è quel punto di incontro con tutti i tifosi che vivono al nord, è sempre molto bello rivedere. Io da Bologna, che in effetti sono di Napoli, però lavoro a Bologna, e ci siamo incontrati qualche volta a vedere la partita Bologna-Napoli con te, mi ricordo anche il tuo collega. Sì. Adesso siamo qua con Ritiro, quindi quando c'è Fede Azzurra è così. Sei arrivato quando? Ieri. Quindi sei riuscito a vedere già qualche allenamento? Sì, ho visto l'allenamento, ho preso la sciarpa che c'è qua. Che bello! Il 100. Del centenario, eccola Eccola qui, qua. facciamola vedere Allo store. in diretta allo store. Ci sono veramente tanti prodotti Bella sta sciarpa. interessanti, la Eccola sciarpa qui. del centenario. Grande Napoli, grande Fede Azzurra. Quando vediamo qualsiasi appuntamento cerchiamo sempre di venire, perché noi tifiamo la maglia, parliamoci chiaro, nonostante tutte le variazioni, L'allenatore che cambia, allenatore, infortuni, un po' di sfiga che stiamo avendo pure, però noi abbiamo sangue azzurro, abbiamo la fede azzurra e abbiamo siamo i al colori fianco sociali, della squadra. fede azzurra. Sempre al fianco della squadra. Dagli allenamenti che hai visto ieri, poi magari Sì. dopo oggi ti farai ancora più un'idea chiara. Sì. Che sensazioni hai sul nuovo allenatore, su Allegri, È su quello ancora che... prestino, perché in effetti mancano i perni principali, come sappiamo per i mondiali sono venuti a mancare i perni principali. Parlo di De Bruyne, Lukaku, McTominay. Poi si è infortunato anche il giocatore. Sì, Buongiorno, che è un'assenza Buongiorno, pesante, si è fatto si è male visto Luca. poco, la verità. Noi speriamo Allegri, 10 anni fa era Allegri, detto in confidenza. Gli ultimi anni fa un po' penare, però De Laurentiis sa come deve giocare, perché lui, oltre ad essere un venditore cinematografico, ci sa anche fare, perché ha preso un allenatore aziendale. Aziendalista. Sicuramente. Quindi dobbiamo aspettare, io non mi posso pronunciare perché in effetti già con la prima partita amichevole già non mi commento. Adesso vediamo con la Carrarese, vediamo di vedercela anche questa partita, poi dopo vediamo se abbiamo anche un po' di possibilità, andiamo anche a Castel di Sangro. E poi di là, se ci incontriamo, ti posso già dire qualcosa. Perché lì saremo un po' più avanti nella preparazione. Un po' più avanti con la preparazione. Ma invece dei calciatori che sono, diciamo così, in uscita, in dubbio, parlo di Listrom, parlo di Noah Lang, Rafa Marin, Lucca stesso, secondo te c'è qualcuno ancora recuperabile? Per me, allora, Rafa Marin per me può anche andare via. Ok, Uno. anche Rafa Marin. Sì, Lucca purtroppo abbiamo visto nel Nottingham che fine ha fatto, Sì. Qui comunque per me è stato un acquisto secondo me sbagliato, Ok. manca tassativamente difensore centrale, quello manca, perché Buongiorno già ha fatto dei brutti scherzi l'anno scorso. È strano che Manna in conferenza, non so se l'hai sentita, ha detto ma noi in realtà siamo a posto così, vediamo più avanti ma senza fretta. Ascolta, io sono un tifoso da 30-35, da quando sono, non dico quando sono nato, però quando avevo un po' di anni in Da più. sempre. Da sempre.
è anche la politica loro, cosa devono fare? Cioè, in effetti loro devono coprire, devono tutelare la squadra dei giusto. Laurentiis, perché sappiamo come funziona, che non ci prendessero per i fondelli, perché noi sappiamo, noi tifosi veramente sappiamo più di loro, perché in effetti noi La viviamo quotidianamente. È inutile che trovano queste attenuanti loro ogni volta che vogliono dire, vogliono fare. Qui in Napoli quest'anno sarà meglio che 2 o 3 ritocchi fondamentali vanno fatti. Non sappiamo qua cosa rientra, non sappiamo anche De Bruyne che fine fa, quindi sarà meglio che adesso vendono quelli là, i residui. Sì. E io parlo di Lindstrom, parlo di tutta quella gente che non serve a niente, Lindstrom, anche Rafa Marin e qualcun altro, però dobbiamo fare dei ritocchi. Diciamo che hai fiducia nella società, però serve qualcosa. De Laurentiis quando vuole fa, però giustamente con Conte l'ha accontentato fin troppo, adesso deve smaltire, perché giustamente lui dice io comunque ho un budget, secondo lui, che poi il budget c'è anche troppo, però dice io devo smaltire perché abbiamo 40 giocatori in più e abbiamo degli esidui e comunque dobbiamo prima cedere e poi acquistare. Io credo che qualche acquisto buono lo farà, almeno qualcuno lo farà. Si parla di Dodò della Fiorentina. C'è qualche nome che ti ispira in particolare? Dodò della Fiorentina. Per me andrebbe bene, Sì. poi ci vorrebbe Anche perché potrebbe giocare sia a 4 che largo in un centrocampo a 5, comunque Allegri l'ha fatto con Selemakers. Sì. E poi assolutamente ci vorrebbe in effetti un sostituto del signor c'è l'altra maglietta. Questa è Maradona, fammi vedere l'altra. Un sostituto del signor, vediamo chi è? Di Lorenzo. E Dodò, potrebbe essere lui il nome giusto. No, ma si parla anche con quello del Catanzaro, Favasulli. Cavasulli. Che comunque anche lui, comunque abbiamo la scorta qua, io non so più. E a proposito di scorta, nel ringraziarti per essere passato da noi, un omaggio da uno dei nostri sponsor, Grande. Autoscala, Sì. gruppo Autoscala, che ti regala un bel cappellino. Io Vedo che lo ringrazio. indossi e quindi. Sì, io indosso, questo è ufficiale. Sì. Quella sciarpa che l'ho fatta vedere dove l'ho messa è ufficiale. Questo qui è ufficiale da voi, quindi Grazie e buon allenamento. Vi ringrazio e Grazie buon lavoro. sempre. Grazie ancora, alla prossima. prossima. Tanto siamo qui fino a lunedì e poi saremo a Castel di Sangro. Grazie. Siamo in diretta, non posso fermarmi. Puoi chiedere al nostro Carmine Fiorellino lì alle spalle, fai tutto il giro e lui ti darà tutte le informazioni. Grazie sempre. Marco, dammi solo un secondino e torno da te perché ho chiuso la chiamata, perché se ce l'ho sempre aperta praticamente si scarica il computer in un secondo e poi non sapevo più come fare perché qui fuori non c'è nulla, neanche un cavolo di connessione. Quindi dammi solo un secondino e torno da te, caro Marco Lombardi. Eccomi qua. Marco, Caro Manuel, ora mi senti meglio? ti sento forte e chiaro, amico mio. Perfetto. Quindi ho sentito anche le considerazioni del tifoso che era lì presente poc'anzi e invece adesso ti dico che dal campo non ci sono aggiornamenti di sorta perché gli azzurri stanno continuando a fare questo torello in mezzo al campo a guardare le loro gesta. Ci sono Maffei, Serra, Maran, Bruscato, Maiuri e anche ovviamente Magnanelli. Si è un po' defilato invece mister Allegri che sta seguendo da lontano l'allenamento di questa mattina per il momento, così come invece ripetiamo che sono assenti sia Lindstrom che Alisson Santos, che proseguono quindi presumibilmente anche oggi gli allenamenti all'interno della palestra, che tra l'altro è qui sotto la curva Carciato alla nostra destra, all'interno della scuola elementare di Maro, che è stata costruita da 2 anni. Ti dico inoltre che ci sono anche tantissimi tifosi oggi, forse il primo giorno di sold out, dato che l'avevo detto prima ma non si era sentito al meglio, e quindi ci si avvia alla conclusione di questo ritiro con quest'ultimo weekend in maniera molto più positiva, ecco, rispetto alla settimana che si è appena conclusa, dove c'era stato
in parecchie occasioni un numero di spettatori piuttosto esiguo rispetto alle aspettative, rispetto al solito, ma ripetiamo, ovviamente magari per l'organizzazione generale, se non ci sono quelle resse, quelle file, forse è ancora meglio, ovviamente, perché si riesce a gestire tutto il flusso in maniera migliore. Invece rispetto agli anni scorsi, dove c'erano file e file enormi per entrare, adesso quest'anno, grazie alla questione dei tagliandi da dover ottenere per gli allenamenti allo stadio, diciamo, la questione è stata diversa, e tra l'altro in molti ci stanno chiedendo come funzionerà a Castel di Sangro, se ci sarà la stessa dinamica con i dove tenere, lo capiremo nelle prossime ore sicuramente. Assolutamente Marco, poi chiaramente oggi ci chiedono sempre, solita domanda, se mostreremo l'allenamento in diretta. Ieri ve ne abbiamo mostrati ben due, questa mattina il Napoli non ci dà questa opportunità, ma diciamo è anche giusto che ogni tanto Allegri voglia provare qualcosa senza essere ripreso dalle telecamere, però non demordete che comunque ci saranno tanti appuntamenti tutti in diretta. Oggi tra l'altro alle 16 c'è Di Lorenzo che parla in conferenza stampa e ve lo mostreremo live, e poi come vi dicevo appunto domani, oltre alla presentazione di stasera alle 21 con tutta la squadra sul palco e il DJ set successivo di Ivano Petagna di Radio Kiss Kiss, fra poco arriviamo a un bel numero di mi piace su YouTube e vi dico anche chi stasera presenterà la serata. Mentre invece volevo ricordarvi che domani c'è la seconda amichevole del ritiro qui a Di Maro contro la Carrarese, e magari sarà l'occasione del riscatto dopo la sconfitta con l'Arezzo. Marco, quello che volevano sapere i tifosi, in particolare Davide Squi 0026, Mascotte, Olivera e Lang quando tornano? So che sei ben informato e quindi lo lascio raccontare a te. Grazie Manu per il ben informato, e voglio rispondere quindi al nostro telespettatore dicendogli che tutti e tre i nazionali, ovvero Lang, Olivera e McTominay, hanno chiesto un supplemento di giorni di ferie perché le loro canoniche 3 settimane si erano concluse già nei giorni scorsi, e hanno chiesto un supplemento di ferie e l'hanno ottenuto, quindi si aggregheranno alla squadra direttamente il 30 mattina per la partenza verso Castel di Sangro. Ora è evidente che tutti e tre torneranno almeno 1 o 2 giorni prima a Napoli in città, e quindi potranno poi partire con tutta calma giovedì 30 luglio direzione Castel di Sangro, direzione Abruzzo, dove poi proseguirà il ritiro degli azzurri fino al 13 di agosto. Intanto dal campo una piccola novità, perché si è concluso il Torello, e ora gli azzurri si sono, diciamo, sparpagliati su tutto il terreno di gioco. Vedo che hanno posizionato proprio al centro del campo uno dei gonfiabili che fanno, diciamo, da ostacolo ai giocatori, e i membri dello staff stanno distribuendo le casacchine fucsia per il momento. Le hanno indossate solo Anghissà, Spinazzola e Politano, e ora anche Rachmani, e credo che si stia preparando forse una specie di partita a campo intero. Vediamo però, perché i portieri non sono ancora presi in considerazione, e gli azzurri appunto si sono divisi in 2 gruppi fra fucsia e azzurri per l'appunto. Volevo raccontare, adesso forse hanno smesso, ma i portieri stavano facendo un allenamento, un esercizio curioso, perché uscita in presa alta, e i 2 preparatori con quelle sagome di gomma simulavano degli attaccanti che andavano a saltare per contendere il pallone, quindi i 4 estremi difensori venivano disturbati da queste sagome. Intanto c'è Neres in campo, giri di campo probabilmente per il brasiliano, che indossa sì le scarpe da ginnastica, probabilmente per lui lo stesso lavoro che abbiamo visto fare a Billy Gilmour in questi giorni. Quindi ottima notizia, grazie Simone Guadagno, ottima notizia per il Napoli. David Neres torna a correre un po', finalmente si rivede il brasiliano che è spuntato dalla palestra, quindi
prosegue in maniera rapida il suo programma di diciamo, riatletizzazione e di riavvicinamento poi al terreno di gioco. Vediamo in campo anche Walid Khedira. Al momento gli azzurri stanno solo effettuando dei passaggi, quindi ti aggiorno Manu poi quando ci sono novità su come prosegue l'allenamento. Sì, Marco, intanto stiamo vedendo, grazie alla regia, anche le immagini di ieri, no? Della presentazione dello staff che trovate ovviamente su YouTube. Diciamo che a voler fare un recap, diciamo tutti i nomi li dico io, perché non ci siamo andati lontani, noi che li avevamo già presentati autonomamente, ormai conosciamo abbastanza le dinamiche e tutti i dettagli, e diciamo che abbiamo abbiamo anticipato chiaramente un po' tutti i ruoli, però ieri sono stati presentati ufficialmente, e quindi possiamo dirvi che oltre Massimiliano Allegri, che è chiaramente l'allenatore in prima del Napoli di questa stagione, c'è Marco Landucci come vice allenatore, e poi ci sono Elvis Abruscato, Gianluca Maran e questa cavolo di formica che non va via, no, scherzi a parte, Elvis Abruscato, Gianluca Maran e Magnanelli, che fanno parte dei collaboratori tecnici. Di questi tre il responsabile, il capo dell'area tecnica è Francesco Magnanelli. Poi c'è Giuseppe Maiori, match analyst. Al suo fianco c'è Ettore Prota, che non è solo dronista ma è anche match analyst, ricorderete l'anno scorso ha collaborato con Gianluca Conte. Poi c'è Simone Folletti, che è il responsabile dei preparatori atletici, ma il gruppo dei preparatori atletici è bello folto perché vi sono anche Maffei, Cacciapuoti ed Enrico Serra, quindi bello corposo il lavoro dei preparatori atletici, che dopo la scorsa stagione non si vogliono fare errori. E infine i due portieri, i due preparatori dei portieri, il capo preparatore dei portieri è Daniele Borri, il vice preparatore dei portieri è Marco Giglio. Quindi questo è tutto lo staff, che comunque, Marco, mi sembra abbastanza corposo. Sì, intanto Simo, volevi dire qualcosa? No, stavo un po' facendo la conta degli uomini, ero curioso di capire se ci fu mane dopo tutte le batoste rimediate ieri. Lì con la casacca fucsia. Sì. Ok, ora lo vedo, ok. E comunque Manu, sì, innanzitutto prima di rispondere alla tua considerazione ti dico che gli azzurri ora stanno provando i calci d'angolo, quindi per questo si erano divisi in due gruppi fra fucsia e azzurri, perché i fucsia in questo momento attaccano e gli azzurri invece difendono. Ti dico, fra gli azzurri a difendere quindi ci sono Marianucci, Obaretin, Rafa Marin, Politano, Mazzocchi, non Politano, ma Baridò, Mazzocchi, Khedira e Rao e anche Prisco, mentre fra i fucsia ci sono Foloruncio, Vergara, Anghissà, tanto Vergara sfiora il gol, Giovane, Di Lorenzo, Spinazzola, e poi a calciare c'è Politano, quindi Politano calcia i calci d'angolo e i fucsia provano a segnare contro gli azzurri che difendono. In porta al momento c'è Nikita Contini, quasi gol di testa di Rachmani. E invece, rispondendo alla tua domanda, sì, lo staff è molto corposo, quindi a chi diceva che lo staff di Conte era numeroso, che era troppo importante, diciamo, era una problematica per il Napoli, per virgolette, il fatto che fosse uno staff così corposo, diciamo, la risposta dello staff di Allegri è ovviamente fa capire che non era poi lo staff il problema, quello di Conte, ma magari il fatto che lo staff di Conte fosse più oneroso rispetto a quello di Allegri. Questo è poco ma sicuro, quindi staff molto corposo che però comunque ha tanti uomini tutti al posto giusto. Nel frattempo Manna, Sinicropi e Paolo Rea sono dietro la porta dove gli azzurri stanno attaccando, come i giocatori del Napoli stanno facendo queste esercitazioni di calci d'angolo. Boato perché è entrato di nuovo Massimiliano Allegri, che era tornato negli spogliatoi,
e lo vediamo mani in tasca camminare verso il resto dello staff per vedere da vicino come gli azzurri si comportano sui calci d'angolo. Prova Vergara il tiro dopo gli sviluppi della battuta di Politano, ma para Nikita Contini, che è davvero molto pronto, devo dire, in tutto questo ritiro, così come Claudio Pugliese. C'è anche Riccardo Nicotolo, ma non so se ci hai fatto caso che si batte continuamente ancora ad uscire, proprio come abbiamo visto nell'amichevole con l'Arezzo. Ed è, grazie mille Riccardo per la considerazione, tra l'altro è proprio una cosa che fa piuttosto polemizzare i tifosi, perché quando non c'è De Bruyne, ovvero da ottobre di fatto, tranne poi quando è ritornato verso aprile, quando non c'è De Bruyne, diciamo che sui calci piazzati gli azzurri sono un po' carenti. Questo direi che è oggettivo rispetto a quando invece c'è il belga in campo. Proseguono invece anche gli altri tre portieri, Pugliese, Milinkovic, Savic e Meret, nella loro fase di allenamento personalizzata, e invece ora cambiano il lato degli angoli, perché Politano viene a battere sotto la nostra postazione, quindi non più ad uscire ma calci d'angolo a rientrare, quindi sta battendo dal lato destro del campo sotto la nostra postazione e quindi li batterà a rientrare. Ti racconto proprio giusto il primo di questi calci d'angolo. Va Matteo Politano pronto, non chiama nessuno schema come è solito fare in partita. Vediamo come si mettono gli azzurri a difendere, credo a zona, non a uomo. Batte in mezzo Di Lorenzo, spizza e invece non ci arriva Giovane. Molto più pericoloso questo rispetto ai calci d'angolo ad uscire. Manu, Neres continua a fare i giri di campo e ti restituisco la linea per ora. Grazie Marco, sicuramente la presenza di Davide Neres è una bella notizia, onestamente. Davide Neres, che insomma nella scorsa stagione ha avuto al picco un momento veramente di grande intensità, era veramente devastante, lo ricorderete anche nel periodo della Supercoppa. È chiaro che poi, perdendo Davide Neres nel finale di stagione, un po' di imprevedibilità in attacco l'abbiamo persa. Fortunatamente è arrivato Alisson Santos, che ha sopperito a quello che era la caratteristica principale di Davide Neres. Però insomma ragazzi, avere anche Davide Neres a disposizione, se magari sta veramente bene, può fare davvero la differenza, Ovviamente speriamo, e anche lui in fase di valutazione speriamo che appunto rientri al meglio dal punto di vista fisico, perché appunto anche lui si trascina un po' di problemini, quindi il Napoli sta valutando appunto anche quello che è il suo futuro. Non è così certa la sua presenza anche nella prossima stagione, dipenderà anche dalla sua condizione fisica. Il Napoli non può rischiare di avere troppi calciatori in dubbio, la cui condizione fisica è carente. Avete visto Buongiorno, Beo che sta facendo una terapia conservativa, insomma ci sono un po' di calciatori da valutare. Vado a leggere anche quelli che sono un po' di messaggi. Ti posso fare intervenire? O sei solo un osservatore? Vai, vieni. Vai, vieni. Buongiorno anche a Vincenzo Barretta. Buongiorno Manuel, buongiorno a tutti. Io devo chiedere, perché ora mi sei venuto in mente. Ti ho visto ieri sera, eri a cena con De Laurentiis, prima del film Odissea. Sì. Tra l'altro non l'ho raccontato ancora perché ieri sera non eravamo in diretta. A parte che è bellissimo, molto bello. A parte che De Laurentiis ha fatto un regalo ai napoletani stupendo, ai tifosi diciamo napoletani che erano a Di Maro, perché ha di fatto acquistato un film che è attualmente al cinema, Odissea di Christopher Nolan, e l'ha mostrato ieri in piazza Madonna della Pace, che era gremita. Ce lo siamo goduti anche noi perché ovviamente il film è clamoroso. Ma prima di venire in piazza De Laurentiis l'ha visto tutto fino all'ultimo secondo. Era a cena con te e con altri amici. Sì, vero. È stata una bellissima cena, abbiamo parlato di tante cose. È un presidente molto sereno, tutto lo staff è sereno. Hanno trovato un equilibrio societario secondo me molto importante, credono molto in Allegri,
e quindi speriamo bene. Diciamo, quello che ho notato, quello che ho visto è che c'era molta serenità. Diciamo che negli anni precedenti, non ce ne voglia Antonio Conte, però con chiunque ho parlato dello staff c'era un po' più quell'atteggiamento da sergente di ferro, Sì. che faceva stare sempre tutti in ansia qualsiasi cosa accadesse. L'ho detto io, non lo faccio dire a te. È vero, te lo confermo. Invece tu hai visto i primi allenamenti in questi giorni e hai visto anche Napoli-Arezzo. Sì. Secondo te qual è il tema principale su cui bisogna battere per migliorare questo Napoli? Secondo me il difensore centrale, una volta che viene meno Buongiorno purtroppo per tanti mesi, poi c'è Beukema che ancora oggi purtroppo resta un oggetto misterioso, in quanto pare abbia questo problemino cronico Che l'anno scorso si è che trascinato, ora non lo vedremo prima della fine di Castel di Sangro. Esatto, credo che il difensore centrale accanto a Rachmani diventa in questo momento una priorità assoluta. Anche perché, parliamoci chiaro, in questo momento abbiamo Rachmani che è una certezza, figuriamoci, ma alle spalle ci sono Olivera, detto da Manna, certo. che può fare il centro-sinistra, Certo. Marianucci e Rafa Mari, Rafa Mari. che non mi sembra che erano nei piani del Napoli fino a Non poco sono fa. nei piani e soprattutto non possono, secondo me, essere titolari di una squadra che punta in altissimo, in alto. Quindi credo che a prescindere dal vice Anghissa, a prescindere dal vice Di Lorenzo, il difensore centrale titolare diventa una priorità assoluta, dove dovrà essere, secondo me, traghettato la maggior parte del budget. Sono arrivati altri amici, buongiorno anche a voi. Jenny, Cosimo, come state? Tutto bene. L'ho chiesto pure a Vincenzo, lo devo chiedere anche a Tecnico voi. lui, noi Come è siamo in andata ieri attesa. sera? Ieri sera è andata Cosa avete mangiato? una favola. Una pericena un po' più cena che avericena. Ci ha deliziato il presidente. Uno scarpariello diciamo aversano, no? Di alta scuola. Un baccalà mantecato. Bello. Com'era? Non mi avete invitato però, vedi? La prossima volta vengo anch'io. Buongiorno, come stai? Tutto bene. I primi allenamenti li abbiamo visti, hai visto Napoli-Arezzo, cosa ti è piaciuto, cosa bisogna migliorare? Bisogna migliorare sicuramente la media età, perché abbiamo una media età troppo alta. È vero? E poi anche l'anno scorso abbiamo perso con l'Arezzo, ma non si vede dalla partita del ritiro il Napoli. Insomma è tecnico. Cresciuto a pane e pallone, sta crescendo benissimo. Fate della media età, guarda che No, bella. ascolta. De Bruyne e Lukaku, voi cosa fareste? Forse questo è il tema principale, perché sì, Manna ha fatto capire De Bruyne resta. Sono equivoci che vanno risolti, sì. altrimenti ci ritroviamo come l'anno scorso senza un modulo per cercare una posizione a De Bruyne. O è centrale, un giocatore simile, oppure si deve fare di tutto per venderlo. Su Lukaku, perché ieri Pastorello ha detto non resta a Napoli a fare il vice di Højlund. Assolutamente, Lukaku penso che la sua carriera parli per sé. È un giocatore che ha fatto tanto in passato, però negli ultimi anni non è più Lukaku visto all'Inter, al Chelsea, a Manchester, quindi purtroppo io penso che non possa restare a fare il vice Højlund, quindi sicuramente partirà. Prima con Vincenzo, Diciamo che Conte non ci ha lasciato meglio di come ci ha trovati. però ci ha lasciato un'eredità se ricordi un po' già pesante. 2 anni fa ne parlavamo all'arrivo di Conte, sicuramente ti lascia dei trofei e ce ne ha lasciati 2, ma sicuramente ti lascia una prospettiva diversa. una rosa Siamo difficile. noi che abbiamo dato dei trofei a lui, come ci li può abbiamo stare. dati a Spalletti, come li abbiamo dati a Sarri. Il contesto Napoli è il segreto e lui ne ha beneficiato, non lasciandoci un'eredità perfetta, per sì, il futuro. perché ci sono tanti calciatori Per me il a ruolo fine dell'allenatore è ciclo. quello lì. Poi il contesto vince sempre la società. Saltato Mario Chila, prima parlavamo con Vincenzo della necessità di un centrale, perché onestamente oggi al fianco di Rachmani ci sono Rafa Marin e Marianucci a rientro da valutare, almeno così si diceva fino a qualche settimana fa, e Olivera che comunque è adattato, quindi non è che abbiamo, perché Beukema non è al meglio, Buongiorno ne avrà per 3 mesi almeno, io dico che non lo vedremo prima di novembre. L'eredità di Conte, 2 centrali, 72 milioni di euro e abbiamo esigenza di comprare un centrale, questo è molto indicativo, direi. C'è un nome che... Io ce l'ho, a me Kim piace Min-jae. tantissimo, però mi pare che c'ha delle situazioni da risolvere. A me piace Quique Salas del Siviglia. Quique bella Salas chiamata. sarebbe proprio perfetto per quello che serve a Napoli.
come età e come caratteristiche. Aveva chiamato Kalaili quando giocava in Israele, aveva chiamato Manzambi quando su Transfer Market valeva 500.000 euro. Manzambi ha fatto un mondiale importante, però. Perfetto per me sarebbe Kike Salas. Kike Salas non male, come no? Mancino. Avete altri nomi? Perché poi l'anno scorso ci lamentavamo che avevamo troppi mancini, ora non ne abbiamo. Spero soltanto che non arrivi Gatti, perché veramente la nostra juventinizzazione sarebbe veramente all'80% poi. Altrimenti tutta questa identità che mettiamo sulle maglie proprio è un po' in contrasto Ma in poi- mezzo al campo. Ma poi arriverà Gatti. Qui arriverà Gatti. Ma poi posso dire, a 28 anni non è grandissimo, ok? Però è un difensore non da Napoli nel senso di quello che noi cerchiamo. Ci sono 600 calciatori, perché proprio Gatti? Questa è la domanda. Perché proprio Gatti? Tu hai un nome, visto che sei molto tecnico. Non ho un nome, però ormai il Napoli non è più quella squadra che deve commerciare con Serie A e Serie A. Deve andare a cercare fuori. Può anche esporre la sua vista in Premier League, Bundesliga. Mi piace. Alto livello, anche l'occhiale è alto livello, posso dire. Ragazzi, grazie. Una cosa vi voglio chiedere. Chi non conosce De Laurentiis dal punto di vista umano, come lo presentereste voi? Ad uno che arriva dalla Luna, da Marte e non sa nulla. È una persona di un'umanità e un'umiltà senza eguali. La sua grandezza sta proprio lì, secondo me, nel privato. Poi come presidente è esposto a giudizi, è ovvio, del campo, in base ai risultati ci sta, però pure lì mi pare che c'è pochissimo da recriminare, no? Su De Laurentiis. Assolutamente. Però come persona io posso dire che è una persona straordinaria. Grazie ragazzi. Io dico quello che mi colpisce più di lui è l'umiltà. Perché lui, giusto, a parte essere presidente del Napoli, ma è uno che viene da una famiglia di cinema, no? Anche di alto livello, in America, Hollywood, non è che ha fatto soltanto roba. Anche l'umiltà, ieri sera, no? Ieri vedere Odissea Esatto, alle in sue piazza. spalle, che lui che nel settore del cinema è un'icona, è stata un'emozione unica. Anche perché l'umiltà di cui parlavate di ieri sera, per esempio, lui ha a casa sua a Las Vegas il cinema a casa sua. Ieri era in piazza su una sediolina di plastica a vederla fino a luna a vedere tutto il film. Non si è messo mai che cappellino. È vero, è vero. Però Jacqueline ha messo una bella sciarpetta. Sì, ogni tanto lo guardava se lo coccolava. Grazie ragazzi, ho un regalo per voi dal nostro sponsor, visto che voi li indossate, cappellini. Eccoli qua. Vai. Ecco qua. Per voi da Autoscala, a te faccio un altro regalo, aspetta, scusatemi se esco dall'inquadratura, anche la borraccia di Autoscala. Grazie Mario. Grazie e buon allenamento, grazie mille, grazie Vincenzo. Ci vediamo alla Grazie. Ci vediamo lì, ci vediamo al Maradona. Grazie a tutti. Marco, raccontaci cosa sta accadendo all'interno. Eccomi qui, molto interessante il racconto di coloro i quali sono stati a cena con De Laurentiis ieri, e invece qui in campo ti dico che Neres sta continuando a fare i suoi giri di campo, mentre ora fino ad ora Politano ha battuto di fatto sia i calci d'angolo sia le punizioni tra l'altro sono state provate tutte quanti a rientrare e in varie zone del campo, quindi sia proprio vicino all'area di rigore, sia al limite dell'area, sia più verso la tre quarti, sia poco dopo il centrocampo, quindi c'è stata una serie di calci di punizione, tutti per diciamo studiare sia la fase difensiva che la fase offensiva con i Fucsia contro gli azzurri. Adesso invece Politano è andato in campo perché a battere i calci d'angolo è Prisco, e quindi ora sono gli azzurri ad offendere e i Fucsia a difendere, e quindi si prosegue con questo allenamento mirato per i calci piazzati che, Manu, comunque gioco forza sono un po' non proprio un punto di forza, ecco, per il Napoli, diciamo così, per usare parole al miele, perché spesso e volentieri da un calcio piazzato a favore succede che il Napoli poi addirittura, raramente però capita, prende anche dei contropiedi perché non riesce a finalizzare bene dai calci piazzati con degli schemi fin troppo arzigogolati. Invece qui si stanno provando semplicemente i calci piazzati con
i cross proprio all'interno dell'area, quindi fra difensori e attaccanti. In molti, avendo affrontato con gli amici di De Laurentiis anche il fatto che il Napoli stia cercando un difensore centrale, magari mancino, magari che possa sostituire Buongiorno anche per caratteristiche, in molti fanno il nome di Solé in chat su YouTube. Te ne leggo qualcuno. Aspetta, Solé giocherà da titolare, Diego interista. Io al Napoli vorrei avere Solé, e quindi insomma leggevo un po' di messaggi mentre parlavamo, di utenti che vorrebbero Solé al Napoli. Tu cosa ne pensi? Potrebbe essere un'ipotesi valida o hai altri nomi, altri profili? Perché poi è vero, ce ne sono tanti, però il Napoli, come diceva prima Gene Esposito, ha investito 80 milioni fra Buongiorno e Beoche, ma adesso li ha lì quasi in disparte. Qualcosa deve fare. Sì, Manu, intanto prima di rispondere alla tua domanda volevo anche sottolinearti una cosa che prima non avevamo ancora sottolineato, ovvero che Allegri, tra l'altro ringrazio Riccardo Nicotra per lo spunto, Allegri è da una decina di minuti, da quando era rientrato poi in campo, di fianco ai 3 portieri che si stanno allenando in disparte, ovvero Milinkovic, Meret e Pugliese, e sta assistendo da vicinissimo al loro allenamento, quindi è lì di fianco a Milinkovic Savic in questo momento a colloquiare, a parlare fitto, e tra l'altro spesso sia Borri che Allegri parlano con Milinkovic. Non so se questo sia un indizio inerente anche al mercato, però lo vedremo. Comunque era simpatico sottolinearti questa cosa. In merito ai difensori, io, come hanno detto i tifosi prima, con questo doppio investimento in 2 anni molto oneroso per quanto riguarda la difesa, andare a spendere altri soldi con anche Rafa Marin in rosa, secondo me non penso sia nelle ipotesi vagliate dal Napoli, o meglio, spendere tanti soldi. Poi se arriva un'occasione, bene, quindi non ti riesco ancora a fare un nome, però credo che una delle ipotesi che potrebbero essere prese in considerazione sia quella di prendere un difensore magari low budget, non dico come fu preso Juan Jesus nel 2021, ma quasi, e quindi credo che possa essere più questa un'opzione, con Beoche ma comunque da dover rigenerare e soprattutto dover dare un senso ai soldi spesi, ai tanti soldi spesi per l'olandese, e quindi io credo che l'intenzione del Napoli sia più quella di far fruttare gli investimenti già fatti piuttosto che investire altri soldi. Ripeto, poi se arriva un affare, diciamo un colpo a prezzo di saldo o qualcuno che deve trovare squadra, è ovvio che poi le situazioni cambiano. Invece adesso ti dico che in campo c'è Landucci che sta di fatto proprio telecomandando i giocatori sul terreno di gioco, facendo provare bene le marcature ai Fucsia che in questo momento stanno difendendo contro gli azzurri. È proprio Landucci che sposta fisicamente ogni giocatore per dar loro la posizione, secondo lui, più corretta in campo. Allegri invece si sta allontanando dai portieri e torna verso la zona dove si stanno battendo i calci d'angolo, sempre Prisco a battere e adesso a rientrare perché è venuto col suo sinistro a battere qui sotto la nostra postazione, quindi col sinistro tira a rientrare. Continui molto molto efficace in questa esercitazione in porta. Marco, invece scherziamo un po' dai sulla serata di ieri, a parte la cena di cui parlavamo prima con gli amici che sono intervenuti da noi,
vi possiamo anche mostrare le immagini con De Laurentiis al Rosatti e i tifosi che prima sono passati in diretta da noi. Dopo questa cena a Rosatti, ecco le immagini che appunto è stata una pericena, in quanto il film iniziava più o meno alle 22. De Laurentiis è venuto in piazza per godersi Odissea. E ora voglio la tua recensione del film. Ancora non sento Marco, quindi continuo io. Appena Marco sarà in collegamento con noi. Eccolo qui Marco. Sì, no, per sbaglio si era chiusa la chiamata. Comunque, allora, in primis sulla serata di ieri, Manu, l'hai sottolineato tu, ma sono felice di sottolinearlo anch'io. Una persona come De Laurentiis, un imprenditore così importante, così famoso e tutto il resto che si può dire del presidente, che appunto si siede insieme ai suoi tifosi, ai tifosi del Napoli, in una piazza per assistere a un film, comunque a passare una serata in serenità, allegria e tranquillità, è una cosa che non capita tutti i giorni, perché non penso che Cardinale si metterebbe mai a guardare un film in piazza con i tifosi del Milan, o i Friedkin, non lo so, per fare degli esempi. Quindi onestamente per me è stato davvero un gesto così, nella sua semplicità, così umano, così semplice, che davvero è da rimarcare ed è da sottolineare, perché noi diciamo spesso e volentieri rimarchiamo le poco positive, quando invece c'è da sottolineare qualcosa di così bello. Ecco, qui stiamo guardando anche le immagini della serata di ieri. Quando c'è da sottolineare qualcosa di bello, questa lo facciamo. Era durante la proiezione, per cui ci scuserete se le immagini non sono chiarissime, però era durante la proiezione di Odissea. Aurelio De Laurentiis al fianco di Jacqueline, al fianco della D Andrea Chiavelli, dell'amico Enzo Castellano, quindi vedete De Laurentiis che ha seguito tutto il film. Poi Marco, tra l'altro, comunque ha fatto un regalo ai tifosi, perché è un film attualmente al cinema che ha un costo, quindi a parte che di Christopher Nolan ed è un capolavoro il film in sé, ma comunque prendere un film attualmente al cinema e proiettarlo in una piazza ha un costo, che comunque è un regalo che De Laurentiis ha fatto ai tifosi. Ma torniamo a raccontare quello che sta accadendo al campo di Carciato. Marco, aggiornamenti, Neres cosa fa? Billy Gilmour si vede, ieri ha lavorato un po' con Francesco Cacciapoti a bordo campo, giri di campo, ha provato anche a toccare il pallone, trovate le clip sui nostri canali social. C'era tanta voglia di pallone per Billy Gilmour, c'è tanta voglia di pallone per Billy Gilmour. Allora, Gilmour al momento non è in campo, quindi starà sicuramente effettuando la sua riabilitazione in palestra, anche perché abbiamo visto alcune immagini postate anche dal fisioterapista Marco Di Lullo, che hanno visto lo scozzese appunto protagonista nella palestra qui della scuola di Maro, dove gli azzurri si allenano, perché appunto è attigua proprio al campo. Quindi non c'è Gilmour in campo. Neres invece in questo momento è tornato anche lui in palestra, sta entrando e uscendo dalla palestra, quindi effettivamente starà effettuando degli esercizi sia dentro che poi quando necessita il fatto che debba correre, lui esce e va a correre sempre attorno al campo. Gli azzurri invece sono continuamente in campo ad effettuare questi allenamenti sui calci piazzati. Ora si è passati dai calci d'angolo alle punizioni, a battere sempre Prisco, con gli azzurri ad attaccare e i fucsia a difendere. Vi ripeto anche
le due compagini. Gli azzurri vedono in questo momento Prisco, Rao, Obaretin, Mazzocchi, Rafa Marin, Milton Pereira, Khedira e Garofalo, mentre i fucsia vedono Politano, Lobotka, Giovanni, Anghissà, Foloruncio, Vergara, Di Lorenzo, Rachmani, Marianucci e Spinazzola. Quindi la linea 4 è formata in questo momento dai fucsia con Spinazzola, Marianucci, Rachmani e Di Lorenzo. Tra l'altro magari forse più oggi pomeriggio, ma non so se tu sei d'accordo, ma inizieremo a stilare la probabile formazione per Napoli-Carrarese, che ricordiamo è domani alle ore 18. Noi saremo in diretta già dalle 16:30 con il nostro lungo pre-partita, poi la live reaction e il post partita con gli highlights e le pagelle e i commenti sia nostri che di altri colleghi giornalisti e dei tifosi soprattutto, che sono sempre là il fulcro delle nostre trasmissioni, sia qui a Di Maro, a Castel di Sangro, e poi ovviamente durante tutto l'anno con le nostre live reaction dagli stadi di tutta Italia e tutta Europa. Quindi da qui sul campo per il momento sono queste le ultime news. Sì, ci chiedono di Lindstrom e Alisson cosa hanno. Ragazzi, ieri il Napoli nel report non ha pubblicato nulla sulle condizioni di Alisson Santos e di Jesper Lindstrom, mentre chiaramente nei giorni scorsi nei report c'era sempre raccontato anche quello che era il problema di questo piuttosto che di quell'altro, quindi non ci resta che aspettare comunicazioni ufficiali da parte del Napoli che magari ci possano chiarire appunto cosa hanno. Intanto vanno avanti e indietro ancora i bus del Napoli che portano gli azzurri, fanno un po' la spola fra il campo e qui Carciato e la zona del Rosatti. C'era anche Manna da quando siamo entrati in live. Insomma, Marco, anche dal punto di vista del mercato poi sono tutti qui e rispetto agli anni scorsi sembra ormai questo il quartier generale. Manna non si è mai diretto finora durante il ritiro a Milano, come è capitato in altre stagioni, segno del fatto che si sta lavorando più alle cessioni che agli acquisti. Infatti abbiamo visto ieri l'addio di Asa e di Zerbino, quello di Ambrosino, tutto però avviene da qui, dove tra l'altro c'è anche la di Andrea Chiavelli, quindi sono tutti qui al lavoro per quanto riguarda il mercato delle uscite. Per il mercato in entrata sembra dover aspettare ancora un po' la tifoseria azzurra. Cosa stavi immortalando con le tue telecamere? Lorenzo Lucca ha fatto capolino qui sul campo e anche un po' claudicante, devo dire la verità, non so se fosse ciondolante e claudicante per semplicemente il suo modo di camminare oppure se gli fa ancora male la caviglia. In effetti dopo 3 giorni dall'infortunio è una cosa plausibile, e quindi ha fatto capolino sul campo, si è seduto di fianco ai massaggiatori e ai fisioterapisti che evidentemente fino a che non riuscirà a risolvere il problema della caviglia saranno i suoi compagni di lavoro. Fatto delle foto qui a Lucca che è entrato in campo, magari possiamo sì, Simone Guadagno a raccogliere delle info utili. Sì, no, tra l'altro giusto per dire, Lucca è entrato in campo e si è seduto qui con i massaggiatori. Ringrazio ovviamente sia Simone Guadagno che Riccardo Nicotra per il lavoro che stanno facendo qui. Ovviamente ringrazio anche Emanuele Guardasole che è l'impostazione studio nel nostro gazebo, e ovviamente anche Carmine Fiorellino. Fischio di Magnanelli perché si cambia nuovamente disposizione. Gli azzurri ora provano le punizioni ma da centrocampo di fatto, sempre con Prisco che è un po' diventato l'alter ego di Lobotka. Devo dire, Manu, che per chi ce lo sta chiedendo, Prisco ha un piede piuttosto educato e lo ha mostrato sia in amichevole che qui negli allenamenti. Sì, tra l'altro a proposito dei giovani, io lo farei un recap sugli anni, le classi
perché Pugliese è un classe 2008, 18 anni, Garofalo è un 2007, 19 anni, Prisco è un 2008, è l'unico 17enne in ritiro, l'unico minorenne, che comunque compirà ad agosto i 18 anni. Fra poco ti dico la data esatta perché non me la ricordo, l'altro giorno la ricordavo ma non ho la tua fresca memoria. Poi c'è Iaccarino che è andato via nel 2003, che è direzione Arezzo, 23 anni, credo anche lui a titolo definitivo, Marco. Il Napoli poi, te lo spiego fra poco, grazie anche a Claudio Russo, per quella questione del rapporto costi della rosa e ricavi, che l'anno scorso ci aveva visto il mercato bloccato in entrate e uscite a gennaio, ha la necessità di vendere piuttosto che mandare sempre in prestito, fare plusvalenze, cancellare degli ingaggi a bilancio, anche se residui e anche se piccoli come quelli dei calciatori che il Napoli sta vendendo, Ambrosino, Asa, che sicuramente non hanno ingaggi stellari, però in quel rapporto costi-ricavi è importante che il Napoli riduca i costi della rosa. Asa è andato via ed era un 2004, 22 anni, Baridò e Milton Pereira sono due 2008, entrambi diciottenni, infine Rao è un 2006, ha quindi 20 anni, il 7 agosto Prisco compirà la maggiore età. Ti vedo sempre con la telecamerina, mi sa che Lucca ti sta impensierendo stamattina. No, diciamo che c'era Meret che si dilettava ad usare l'idrante e a innaffiare i suoi compagni, quindi una scena molto curiosa, però ti dico che c'è una novità in allenamento perché, vabbè, a parte Lucca che è entrato a guardare da vicino i compagni, metà gruppo di fatto ha abbandonato il campo, sono rimasti, per andare in palestra ovviamente, sono rimasti invece sul terreno di gioco solo Meret, Politano, Giovane, Vergara, Anghissà, Foloruncio, Rachmani, Baridò e Khedira. In porta ci sono Meret e poi anche Pugliese. Ritengo che ci sia un'esercitazione sui tiri da fuori area, infatti ora Politano con un sinistro magico beffa Meret, ora parte Khedira destro alto fuori dai pali e ora ci prova invece Giovane ad aiutare gli azzurri in questo allenamento. Ci sono Magnanelli e Abbruscato. Che parata di Meret su Giovane, ora tira Foloruncio col destro, gol, Meret bucato. Proseguiamo con i tiri, ora il momento di Vergara, sinistro, gol, Pugliese bucato anche lui. Ora il turno di Rachmani, para Pugliese. Torno da te, Manu. Assolutamente, grazie Marco che ogni tanto ci dà delle pillole dall'allenamento. Come sapete non tutti gli allenamenti sono aperti alle nostre telecamere, quindi quando è possibile noi comunque vi raccontiamo dall'interno grazie ai nostri inviati e soprattutto anche grazie al lavoro di Simone Guadagno che su calcionapoli24.it vi sta aggiornando con una diretta testuale, con le foto di Ciro De Luca, con il lavoro qui fuori di Carmine Fiorellino che ringrazio e me, ma soprattutto anche Marco Lombardi e Riccardo Nicotra che fra TikTok e YouTube ci raccontano quello che riescono a vedere e osservare dal campo direttamente di Carciato. Manna, secondo me un altro sta facendo il massimo, scrive Ciro Esposito. Vai. Sì, prima di leggere il commento dell'amico volevo dirti solo al volo che è entrato in campo anche Alisson Santos con le scarpe da ginnastica e si è seduto al fianco di Lucca, quindi era in palestra così come Lindstrom e ora è uscito sul terreno di gioco solo per assistere a ciò che faranno i suoi compagni. Ecco qua. Ti ringrazio Alisson Santos che quindi sta proseguendo il suo lavoro personalizzato in palestra. Leggevo il commento di Ciro Esposito, lo recupero, eccolo qui. Manna, secondo me sta facendo il massimo. Ragazzi, ma chi li vuole questi 9 calciatori che restano? Al massimo li puoi vendere a titolo definitivo, intendo in qualche squadra di Serie C, tanto la società guadagna nulla, non arriva neanche a 1 milione la vendita. Ciro, ci sono un po' di calciatori che onestamente il Napoli si è trascinato un po' per anni, con situazioni temporanee, cioè mettendoci una pezza
ma non risolvendo il problema, e oggi ti ritrovi che molti di questi un po' li devi svendere perché magari sono più grandi rispetto a quando potevi venderli a un prezzo sicuramente più interessante, e ora hai la necessità di ridurre questa rosa e quindi c'è la necessità di venderli a titolo definitivo e non in prestito, e quindi questa era la necessità del momento. Volete venire? Volete intervenire? Venite. Buongiorno, venite. Vieni anche tu, vieni, non ti vergognare, che fa? Vicino a me. Dai, vieni, buongiorno. Nel tuo nome posso darti del tuo? Pasquale, sì. Da dove vieni? Vengo dalla provincia di Napoli. Ah, ok, perfetto, quindi trasferta lunga anche per te per arrivare qui? Per me, sì. Però si sta bene. No, si sa bene, ormai Sono anni. è una vita. Cosa hai visto in particolare che ti è piaciuto e cosa magari non ti è piaciuto? Ma a dire la verità, iniziamo dal non mi è piaciuto. Sì. Allora, questo problema dei difensori si deve risolvere, Sì. perché non si può rimanere solo con Rachmani, con questo fatto di Buongiorno, in più perché Lo dicevo prima con qualche altro tifoso, sì. Onestamente, oltre a Rachmani che è una certezza, non possiamo rimanere solo con Olivera, Rafa Mari. Olivera sempre adattato e questo vedo, ma pure in particolare da parte di tutti vedo un'euforia un po' afflosciata. Non lo so. Cosa invece ti è piaciuto? Invece mi è piaciuto, vabbè, diciamo il centrocampo, vabbè, comunque devono ritornare i vari De Bruyne, McTominay, e poi in attacco comunque ci vuole sempre un vice Højlund e vediamo questo Lukaku che facciamo. Tu cosa faresti con Lukaku e con De Bruyne? Se stanno bene io li terrei, se stanno bene, e se vogliono rimanere loro è la prima cosa, sì. Perché se devono rimanere convinti, con voglia. Gli esterni ne abbiamo abbastanza. Sugli esterni non ci possiamo lamentare. Gli esterni offensivi ne abbiamo abbastanza. C'è un nome che desidereresti dal mercato in particolare? Ma in questo momento a me piacerebbero un paio di difensori centrali, perché qua come si parla Buongiorno torna a novembre, speriamo, perché non lo vedremo fino a fine. Quindi io quel Gatti che si parla, anche se la Juve non so se te lo dà, lo prenderei, giusto per... Quindi faresti due colpi, Gatti e uno magari più giovane? Gatti e uno più giovane, sì. Ci può stare. Sensazioni su Allegri, proprio sul personaggio? Su Allegri lo vedo abbastanza socievole con i calciatori, okay. E poi vedo che la imposta più sulla palla invece di farli correre sempre come Conte, anche se io ero amante di Conte, vabbè, per quello che ha fatto il primo anno. Per quello che fa in campo poi, chi è che non lo ama? E poi gli infortuni, dice che sono dipesi da lui, non lo so, sono tante sempre cose da dividere le colpe. E quindi Allegri lo vedo abbastanza socievole con i calciatori, quindi... C'è qualcuno di quelli che sono in dubbio, quindi Lindstrom, Noah Lang, Rafa Mari, Lucca, c'è qualcuno che terresti o... No, non tutti via? Ti dico la verità, non mi piace nessuno. Di questi qua non me ne piace nessuno. Può darsi magari ci sbagliarmi, saremmo solo contenti. Spero di sbagliare, ma non me ne piace nessuno. Io gliel'ho detto agli amici e tutti, quest'anno non mi voglio montare, voglio tentare di arrivare tra le prime 4, okay. E di fare una buona Champions. Una buona Champions che vuol dire? Una buona Champions migliore di quella dell'anno scorso, almeno di passare non 31esimo, ai sedicesimi, o magari agli ottavi, o gli ottavi se è possibile. Ti ringrazio, è stata una bella chiacchierata, ti lascio un regalo di uno dei nostri sponsor, Autoscala. Dopo lo metto pure, dai. Grazie mille, grazie, buona giornata e buon tutto. Ci vediamo stasera che c'è la presentazione della squadra, quindi saremo in giro anche lì. Eccolo qua, cappellino Autoscala, fa anche caldo, quindi ci vuole per coprirsi la testa. Grazie a te, recupero uno dei cappellini caduti. Marco, torno da te, raccontaci cosa sta accadendo all'interno. Continuano i tiri da fuori area dei giocatori azzurri impegnati in questa
questa esercitazione, vedo in lontananza Allegri e Sinicropi parlare fitti, invece non vedo Manna che dovrebbe essere rientrato all'interno, e vedo qui sotto tra l'altro un giocatore azzurro, forse dai tatuaggi sembra Di Lorenzo, con i suoi figli, perché vedo dei bambini, e potrebbe essere il capitano, però a breve cerchiamo di capire. Quindi comunque lieta visita per un azzurro, sembra Di Lorenzo, però a breve poi sì è proprio Di Lorenzo, lo vedo adesso al taglio di capelli. Sono venuti i suoi figli e credo i genitori di Lorenzo, perché riconosco la madre e il padre, tra l'altro ci seguono ampiamente e ci danno sempre tante soddisfazioni quando li troviamo in giro per gli stadi, e quindi lieta visita per Di Lorenzo. I suoi familiari sono qui nel terzultimo giorno di ritiro qui a Di Maro. Politano ora tira, Meret para, ripeto, ci sono Politano, Giovane, Vergara, Baridò, Anghissà, Khedira e Rachmani e anche Foloruscio a provare i tiri dalla tre quarti. Ci sono posizionati due gonfiabili che imitano appunto la presenza di un avversario, si fa qualche scambio con Magnanelli o Abbruscato e poi dopo l'1-2 il giocatore in questione va al tiro dalla tre quarti. Ora il caso di Foloruscio che la butta lontanissimo, sbaglia completamente l'ex Cagliari. Ora Giovane scherza in lontananza con Alisson che è fermo seduto su una delle valigie porta borracce dei magazzinieri e stanno guardando l'allenamento. Intanto super gol nel 7 di Khedira. Ora invece va al tiro Zambò Anghissa, 1-2 molto prolungato con Abbruscato. Ora invece il caso di Baridò che segna un bellissimo gol a giro pugliese, riesce a parare. Grazie Marco per l'aggiornamento. Poi tra l'altro sì, fratello di Lorenzo, sempre molto gentile con noi, anche se non ama intervenire e rilasciare dichiarazioni, però lo incontriamo in giro per gli stadi, soprattutto quando ci avviciniamo alle loro zone. Poi vado a leggere un po' di messaggi, vi ricordo di accelerare un po' con i like, amici che ci state seguendo su YouTube, perché a voi non costa nulla, però serve al nostro profilo a far girare sempre di più la diretta e a proporla ai tifosi del Napoli, e quindi è un aiuto che ci date se vi piacciono le nostre dirette. Allora, Leo Scarface scrive: se non sei un giocatore dalle forti doti fisiche non approdi in Premier League. Si sta chiacchierando appunto di quello che è l'obiettivo difesa, si cerca di capire qual è il nome giusto per la difesa del Napoli. Per il momento ammetto che sorprende anche me questa fase di stallo dove c'è sì calma, però non so se il Napoli si può permettere di arrivare fra un mese senza avere ancora un obiettivo reale, concreto, come lo era Mario Chila. Io credo che sia stato veramente un peccato non affondare il colpo per Mario Chila e perderlo per poco, perché poi il Napoli avrebbe dovuto alzare l'offerta di 5 milioni al massimo. Sì, avresti investito ancora una volta un 25-30 milioni per un difensore, però ne hai la necessità per degli errori che sono stati commessi. Da chi? Non lo so, da chi non mi interessa neanche, però in questo momento è Buongiorno fuori per mesi e che comunque ciclicamente ha dei problemi fisici, hai Beukema che sta gestendo un problema, hai Marianucci che non mi è mai sembrato nel giro della prima squadra seriamente, concretamente, hai Olivera che si può adattare ma che non è un centrale difensivo, per carità lo può fare, per carità può dare una mano, ma non ci dimentichiamo che il Napoli è una squadra che lotta per il vertice del campionato e deve fare una Champions degna, migliore di quella dell'anno scorso. Si può presentare con Olivera, Rachmani titolari? Sì, si può presentare così, ma non mi sembra il massimo. Si può presentare con Rafa Marin e Rachmani? Sì, si può presentare, però te ne assumi il rischio onestamente. Quindi secondo me è giusto
sottolineare che in questo momento c'è una fase di stallo nella ricerca di un difensore o comunque nel mercato di entrata del Napoli, che sì, devi sfoltire la rosa, però devi anche iniziare a pensare alla prossima stagione. Ciro Esposito, Gatti a me piace, però ha troppi infortuni anche lui. Sì, ma poi è un difensore irruento, non lo so, io non lo vedo bene in coppia con Rachmani, questo è il dubbio principale. Se invece si cercava un difensore da tenere in panchina buono per necessità, io ti avrei detto sì, ci può stare come obiettivo, ma nel momento in cui stiamo cercando un titolare dobbiamo assolutamente accelerare per un calciatore di un profilo maggiore. Intanto queste api, queste mosche in questa postazione mi stanno veramente devastando. Chi invece è indefesso lì in tribuna stampa è Marco. Sì, Manu, perché siamo sempre indefessi qui, sia io che Simone Guadagno che Riccardo Nicotra, che è in diretta su TikTok. C'è una novità, perché è entrato in campo anche Billy Gilmour, che dopo aver fatto palestra si sta dirigendo sul lato esterno destro del campo, nel campo piccolo, per effettuare un lavoro specifico con Cacciapuoti, uno dei preparatori atletici. Prima però di arrivare da Cacciapuoti si è fermato sotto ai tendoni qui del Trentino, dove è sempre seduto Di Lorenzo con i suoi figli e i suoi genitori. Intanto vediamo Lindstrom e anche Iaccarino, che è ancora qui. Non capisco cosa stia frenando ancora il trasferimento di Iaccarino all'Arezzo, però ti segnalo appunto che entrano in campo ora Lindstrom e Iaccarino, e stanno andando anche loro sul lato destro del campo. Non so se hai visto che praticamente è stato allestito il campo, una piccola parte di campo dove si allenavano i portieri, per Gilmour, Lindstrom e Iaccarino, che si stanno appunto muovendo proprio per la riatletizzazione, quindi stavolta non in maniera individuale ma in gruppo sul campo davanti a tutti. Più che altro strano che venga associato Gilmour a Iaccarino e Lindstrom, che non sono infortunati, quindi non so, mi rende un po' perplesso. Però effettivamente anche ieri non l'abbiamo visto Lindstrom in campo. Sì, no, vabbè, lo dico, paragonare le condizioni di Gilmour a quel Lindstrom che ha giocato mercoledì. Però potrebbe essere anche una buona notizia, visto che comunque abbiamo visto Gilmour nei giorni precedenti fare tanto lavoro di riatletizzazione. Sì, magari è Gilmour che si è avvicinato più ai suoi compagni. Sì, io immagino per esempio che Gilmour in questo momento possa essere lievemente in una fase responsiva migliore dal punto di vista medico, per esempio rispetto a Neres, che fa un lavoro individuale completamente differente, entra, giro di campo col cronometro, rientra di nuovo in palestra, quindi magari c'è questa differenza qui. Io prevedo un Gilmour in campo magari contro l'Osasuna il 5 agosto, chissà. Questa prediction importante, ti assumi questa responsabilità. Sì, molto importante. Sì, le va le sorti dell'umana stirpe. Grazie Riccardo. E ovviamente siamo sempre molto leggeri e ironici, io e Riccardo, almeno a parole, leggeri, poi per il resto no. Quindi ti dicevo, Gilmour ha salutato anche Di Lorenzo e i suoi figli, dandogli il 5 ai due piccoli. È molto divertente questa scena, purtroppo da qui siamo riusciti solo a vederla perché ci sono le grate che ci hanno impedito di scattare una foto. E ribadiamo, quindi gli azzurri continuano a fare i loro tiri. Che traversa di Vergara al volo. I tiri si sono trasformati in dei tiri, diciamo, di prima al volo, proprio con la palla che cade dal cielo e loro devono tirare al volo col destro, col sinistro. E adesso tira Baridò, gol, bellissimo. E invece ripetiamo, Lindstrom, Iaccarino e Gilmour si stanno allenando in disparte sul campo a destra, quello piccolino, quindi dove i soliti sono i portieri. E devo dire che per Gilmour è sicuramente una buona notizia. Marco, intanto sei invitato al Mortadella Day, non so se hai letto sul gruppo del ritiro con tutta la stampa, perché c'è appunto questo evento in piazza Madonna della Pace alle ore 12
col mortadella dentro. Però Scherzi a parte, torno anche a leggere un po' di messaggi. Peppe73hit su YouTube ci chiede, anzi commenta un messaggio di prima che era di Massimo Taiocchi: Ciro, alla fine vedrai che ritornerà Juan Jesus, ci sta, per i tifosi che l'hanno sempre insultato è un buon ritorno. Mentre Peppe risponde: Jesus che torna è proprio un'indecenza. Che ne pensi tu di questa ipotesi paventata secondo me più dai tifosi che dalla stampa o dalla società? Però c'è una fetta di tifosi che dice vabbè, abbiamo la difficoltà in difesa, non mi sembra che abbiamo chissà quale mercato in entrata, prendiamoci Juan Jesus per un'altra stagione come usato sicuro. Manu, io innanzitutto mi chiedo come si facciano a tramutare dei semplici post su X in notizie di mercato, cose scritte da utenti normalissimi, quindi senza una minima fonte, senza nessuna voce accreditata. Un utente così con un nome random, senza neanche metterci la faccia, senza nome e cognome, scrive una idiozia su un social e viene riportata come notizia, oppure si diffonde una eco come se fosse una notizia. Secondo me c'è bisogno un attimo di ridimensionare un po' tutto, e soprattutto non ritengo possibile che nel 2026 ci siano ancora persone che non riescono a distinguere fra una fonte autorevole e accreditata da un semplice tifoso che scrive amenità sui social. Quindi, premesso questo, qualora il Napoli puntasse nuovamente su Juan Jesus, credo che si tratterebbe non dell'ultima spiaggia, ma proprio dell'ultimissima spiaggia, ecco, più dell'ultima spiaggia. Quindi, detto questo, ripeto, fate attenzione voi che ci seguite a dove a prendere le notizie che riguardano, in primis il Napoli, ok, perché noi parliamo di questo, ma anche di altro, la cronaca, la politica, gli esteri, quindi fate sempre attenzione a chi date credito per quanto riguarda la diffusione di notizie. Questa di Juan Jesus non è una notizia perché non c'è nessun interessamento da parte del Napoli per il difensore brasiliano, è solo una voce che è stata messa in giro sui social, maggiormente su X, che, mi dispiace dirlo, ma da quando ha cambiato proprietà è simile a... lasciamo stare, non uso termini forti, ma comunque è peggiorato notevolmente, ecco. Vabbè, intanto la follia, una signora ha fatto fare la pipì al cane sullo stand, allucinato. Ciro Esposito scrive: se non riusciamo a prendere un difensore a parer mio devono giocare Rachmani, Beogama e richiamare Juan Jesus, che serve come il pane ed è un uomo spogliatoio fino a che non recupera Buongiorno come alternativa ad Olivera. Una società seria, scrive invece Lion Scarface, chiama Stones svincolato, gli fa un triennale a 4 più bonus, almeno provarci, poi dice di no, amen. Sono tanti nomi, ragazzi, la verità è che bisogna trovare un nome che sia anche futuribile, non solo per questa stagione. Secondo me mettere un ulteriore pezzo con Juan Jesus, che ha comunque un'età importante, non avrebbe proprio tutto questo senso. Avrebbe sicuramente più senso andare a cercare anche una figura giovane che possa esplodere nel Napoli. Per esempio il nome di Thiago Gabriel a me non dispiacerebbe. Vincenzo Di Marino: Manuel, daresti fiducia a Prisco come vice Lobotka? Gilmour non ci ha dato tanto ed è sempre infortunato. Allora Vincenzo, Prisco non ha ancora neanche i 18 anni, li compie ad agosto, è un 2008, è giovanissimo, è molto forte, qualitativamente è veramente un gran calciatore. A me piace tanto, qualitativamente parlando, tecnicamente parlando, è un calciatore forte e pronto. Il problema, non so se l'avete visto anche contro l'Arezzo, è un po' il fisico, è abbastanza ancora piccolino. Poi vabbè, è chiaro che sull'età, sull'altezza non si può fare molto, però sullo strutturarlo fisicamente sì. Secondo me è ancora presto per vedere Prisco tra i grandi. Voi mi direte sì, ma in altri campionati a 18 anni già sono pronti, sì, sicuramente, però non è secondo me ancora pronto fisicamente.
in altri campionati a 18 anni già sono anche fisicamente pronti a giocare nel calcio dei grandi. Samuele Aliano, Manuel vorresti Solé al Napoli, è un altro nome che farebbe assolutamente al caso del Napoli. Sia Solé che Thiago Gabriel secondo me sono profili adatti a quello che in questo momento il Napoli sta cercando. Il Napoli prenderà un difensore centrale in prestito dal Chelsea, scrive Pasquale Belcastro. Non ci saranno investimenti importanti per quel ruolo perché si aspetterà Buongiorno. Un saluto dal Napoli Fan Club Milano, un saluto a tutti gli amici del club. Sì, hai ragione Antonio Rubino, ma comunque ti posso assicurare che qui attorno è così ovunque, anche in tribuna stampa, anche a casa, riguardo tantissimi insetti, mosche e vespe che sono qui in giro a Di Maro. Giovane sicuramente meglio anche di Højlund, scrive Peppe73. Marco, raccontaci un po' cosa sta accadendo in campo e come vedi Giovane, che secondo me è una delle note liete di questo ritiro. Giovane ha appena segnato un rigore contro Meret, perché ti dico che a meno di clamorose sorprese, Simone, l'allenamento mattutino è appena terminato. Sì, tra l'altro non so se hai visto, c'è una bandiera del Brasile lì, sempre nel solito spicchio, nel solito angolo, per i tifosi che acclamano a gran voce Alisson Santos, che possiamo dire è uno dei più ricercati dai supporters qui a Carciato. Sì, comunque l'allenamento è concluso, a parte continuano a lavorare Iaccarino e Lindstrom che fanno una sorta di slalom tra gli ostacoli. Loro due lavorano col pallone, mentre Billy Gilmour, che è sempre lì con il preparatore atletico Francesco Cacciapoti, non ha mai toccato la palla e non mi sembrava neanche indossare le scarpette con i tacchetti. Sì, e adesso mano a mano i giocatori stanno lasciando il terreno di gioco, restano invece sulla destra sempre Lindstrom. Altra notizia rispetto a quello che abbiamo detto prima, che non so se hai notato e magari già hai detto, però sia Lindstrom che Iaccarino ora stanno facendo qualcosa di differente perché toccano il pallone, a differenza di Gilmour che resta con Cacciapoti lì a fare semplicemente lavoro atletico. Quindi c'era una differenza fra i tre, dato che prima ce lo eravamo chiesto, e ora, ripeto, quindi gli unici tre in campo sono Lindstrom, Iaccarino e Gilmour. Esce anche Pugliese, l'ultimo dei portieri. Le indossa le scarpe con i tacchetti Gilmour, forse è la prima volta che lo vediamo con un po' più di grip sul terreno di gioco. Mano a mano, ora dopo ora, si avvicina sempre di più il suo momento di rientro in gruppo completo. Sì, tra l'altro io non so perché Lindstrom e Iaccarino si stiano allenando a parte, perché non abbiamo avuto ancora notizie, quindi non abbiamo contezza della cosa, ma potrebbe anche essere legato magari a qualche voce di calciomercato. Ricordiamo che su Iaccarino c'è ormai l'Arezzo da diverso tempo, non l'abbiamo visto scendere in campo ieri se non erro, quindi avevamo ipotizzato addirittura che fosse proprio in partenza. A sorpresa invece l'abbiamo rivisto questa mattina. Potrebbe essere anche un indizio legato al loro futuro, questa esclusione tra virgolette dall'allenamento mattutino. Ieri, da quello che c'era stato, vedo i tifosi. Vai Manuel, vai. Ciao. Vai Marco, mi prendo un attimo la linea perché abbiamo dei tifosi e poi torno da te all'interno. Ringrazio ancora Marco Lombardi e Simone Guadagno. Buongiorno. Ciao. Posso chiederti il tuo nome? Corrado. E posso darti del tu? Certamente. Da dove vieni? Da Cesena, però Ok. ovviamente napoletano. Vabbè. Verace. Io lo chiedo perché Di Maro è il ritiro che raccoglie un po' i tifosi che non riescono magari a essere sempre a Napoli, al Maradona. È un momento in cui si può percepire la passione azzurra anche di chi è attorno fra l'Italia, il nord, ma anche molto spesso vediamo tifosi venire dalla Germania, dalla Svizzera. Innanzitutto, cosa hai visto in questi allenamenti, in particolare da Allegri? Ti piace? Dove ti poni in questa diatriba fra tifosi? Non devo nascondere che comunque l'impatto Fa strano perché comunque avendolo visto sempre sulla panchina della Juve, sì, principalmente sì, anche col Milan, però ecco fa strano. Però ecco, noi
ci adattiamo e ci siamo adattati anche con Conte, dobbiamo se ci pensare positivo, esatto, anche Conte Manna che viene da lì, esatto, quindi comunque ci sono dei precedenti, quindi l'importante è che facciano bene. Noi siamo sempre ottimisti di natura, quindi speriamo che facciano il loro. Hai visto qualcosa, hai notato subito qualcosa di diverso negli allenamenti rispetto magari agli anni scorsi? Di sicuro il gioco della palla, con Conte comunque si correva molto di più, non penso di dire cose strane, però è sotto gli occhi di tutti. Allegri lo vedo che già con la palla si sta muovendo tanto, e quindi dai, speriamo che comunque il risultato sia positivo. Senti, due calciatori che non sono qui ma di cui si parla nelle ultime ore sono De Bruyne e Lukaku. Perché? De Bruyne, ne ha parlato Manna, ha detto ma è un giocatore del Napoli, non ci sono dubbi sul suo futuro. Certo, quelle dichiarazioni di quando è andato in nazionale non ci sono piaciute, ma ci chiariremo. Di Lukaku ha parlato ieri sera Pastorello, il suo procuratore, che dice ma non è che resta a Napoli per fare il vice di Højlund, vorrebbe una posizione più privilegiata, diciamo così. Tu cosa faresti su questi due calciatori, al di là del chiacchiericcio? La tua scelta personale, come li hai visti? Se magari li hai visti anche al mondiale? Sì, l'ho visto al mondiale, ho visto che comunque Romero ha dato il suo supporto alla squadra, quel poco che ha giocato, ecco, è stato decisivo, quindi su quello non si può dire nulla. Di Højlund è normale che sia il calciatore su cui il Napoli fa affidamento, quindi è lui che deve essere l'attaccante principale, ci mancherebbe. Essendoci il discorso delle 3 competizioni, sappiamo benissimo che poi dopo alla distanza il fisico è importante, quindi comunque devono essere nel massimo delle loro possibilità. Ci sarà possibilità, ecco, di cambiarli. Spero che comunque Allegri li veda, anche se Lukaku al momento non l'ha visto ancora. No, dovrebbero essere a Castel di Sangro. E dovrebbero essere almeno De Bruyne, da quello che ci risulta, anche il 1° agosto nella festa del centenario. Questo già potrebbe essere un indizio, segnale, ecco, che comunque, però io sono sicuro che alla fine il Napoli non si fa raccogliere impreparato. Casomai dovesse andare via Lukaku, di certo ci saranno, anche se i giocatori ora come ora ne sono parecchi, comunque di certo troveremo la soluzione migliore, dai. Assolutamente. Invece, per chiudere, dei ragazzi che sono rientrati dai prestiti, che non sono proprio protagonisti, però che stanno qui per convincere. Secondo me Poloriuccio potrebbe essere un calciatore che Allegri potrebbe tenere molto in considerazione, quindi se lui è tornato per far bene, ci mancherebbe, potrebbe trovare il suo spazio, anche per il discorso delle 3 competizioni, quindi avrebbe il modo di farsi notare, ecco. Sperando che quest'anno non ci siano infortuni principalmente, perché già abbiamo iniziato in un certo modo, buongiorno, purtroppo sappiamo com'è andata, quindi ecco, che ci sia continuità dei calciatori e che ci facciamo una grattatella in più per quel discorso là. So che non ami le interviste, ma ci siamo beccati a Copenaghen, giusto? Ci siamo beccati a Copenaghen, esatto, ma penso che ci ribeccheremo tranquillamente in giro, in Spero di fare la compagnia qualche volta anche io. No, io voglio soltanto approfittare per fare gli auguri a lui che oggi è il suo compleanno. Augurissimi! Grazie, allora, grazie. Doppio regalo, perché oggi, grazie ai nostri sponsor Autoscala, a te regalo un bel cappellino, credo che lo indossi, per il tuo compleanno, e per te ho un altro regalo, scusatemi se mi sono abbassato, una bella borraccia del gruppo Autoscala. Grazie, ci vediamo in giro per l'Europa. Grazie mille. Grazie ancora e buon rientro. Vieni. Stai invadendo proprio. No, quando vai? Buongiorno. Buongiorno. Come stai? Bene. Posso darti del tu? Sì, ci mancherebbe. Il tuo nome, da dove vieni? Giosuè, vengo da Frattaminore ma lavoro a Padova. Ok, quindi sei anche tu fra quelli che approfitta del ritiro al nord per vivere più da vicino. Tappa obbligatoria di mano per sostenere il nostro Napoli. Cosa hai notato in questi allenamenti di Allegri? Cosa ti è piaciuto, cosa no? Guarda, l'ho visto pochissimo stamattina perché sono appena arrivato. Sembra che la squadra è molto preparata, ecco, sembra che quest'anno che Allegri porta i risultati come li ha fatti Conte alla fine. Speriamo bene. Ecco. Che ne pensi di questa situazione mercato un po' bloccata? Secondo te servirebbe qualcosina
per rinforzare la rosa, in che ruolo? Sicuramente ci vorrebbe un altro difensore centrale, anche se Olivera e Rafa Marin potrebbero giocarsela, anche loro, anche Rachmani penso. Comunque il Napoli, se vuole rimanere sempre in alto, un altro difensore di esperienza, uno che imposta pure l'azione, ci vorrebbe. Oggi hai visto, anche se Lindstrom non faceva parte dell'allenamento, però Lindstrom, Foloruscio, Rafa Marin, Marianucci, Lucca, arriveranno Alang. Secondo te di tutti questi nomi c'è qualcuno che può restare e convincere Allegri o vanno ceduti? Secondo me Marianucci e Alang possono avere una possibilità. Spero che Allegri gli dia una possibilità, li rivaluti, perché ogni allenatore poi vede i giocatori in un modo e ha le sue idee. Speriamo che Allegri magari gli dà una possibilità, in modo da non, pure per la società sia un vantaggio, di non da sempre a spendere, perché dopo De Laurentiis è bravo in quello, a tenere i conti sempre a posto. Ma tu è chiaro che finora l'abbiamo visto sempre col 4-3-3. Napoli Club Caivano, sempre presente. Anche a te. Ma tu l'hai sempre visto finora negli allenamenti, l'abbiamo sempre visto col 4-3-3. Tu come giocheresti? 4-3-3, 4-2-3-1? Io sono un amante del 4-3-3, il 4-3-3 classico 4-3-3. Se io fossi allenatore giocherei con 4-3-3 sempre, per tutta la vita. Grazie, vuoi salutare qualcuno? Niente, volevo salutare il Napoli Club Frattaminore, di cui sono socio fuori sede, e a tutti i tifosi di Napoli nel mondo. Vedo che indossi un cappellino e quindi ti regalo anche il cappellino del nostro sponsor Autoscala, che omaggia i tifosi qui in ritiro. Sono sempre importanti. grazie ancora, grazie e buon ritiro anche a te, buon weekend. Marco, vuoi raccontarci un po' quello che è accaduto nell'allenamento di questa mattina? Ti stavi riposando, ti ho fatto uscire al volo. Volete intervenire? Vai, vieni a fare un altro giro, come stai? Ciao, un'altra volta. Ci viene ad aggiornare un po', perché abbiamo parlato la prima volta, cosa hai visto in questi altri allenamenti che ti ha convinto? Ma allora, in questi allenamenti ci stanno molte verticalizzazioni, si gioca la palla molto centrale, poi fanno tanti tiri di controbalzo, vedo molto. I portieri stanno molto preparati, lasciamo stare Meret con l'Arezzo, però le gambe le tengono dure. Milinkovic e Savic attualmente lo vedo più in forma, mi piace anche il portiere della Primavera, veramente molto interessante. A proposito dei portieri, stanno lavorando tanto in maniera personalizzata, è vero, l'abbiamo sempre visto negli anni, però venivano molto spesso anche coinvolti e utilizzati, tra virgolette, nelle esercitazioni. Invece qui c'è tanto lavoro specifico per i portieri. Invece dei ragazzi che io te lo chiesi già, se ricordo bene... Dei ragazzi da vendere? Sì, no, dei ragazzi che sono qui in ritiro, Lindstrom, Foloruncio, Rafa Marin, Mario, c'è qualcuno che ti sta convincendo o secondo te saranno tutti ceduti alla fine? Ma a me piace Foloruncio, mi piace come tira. Diciamo come Anghissà, che ci azzecca qualche tiro e qualche tiro no. Anghissà oggi aveva fatto i tiri contro Bazzo, non mi è piaciuto tantissimo. Diciamo che non è il suo punto di forza. Però Anghissà mi piace normalmente come tira, sappiamo che è un centrocampista forte. Con il gioco di Allegri può azzeccare, che gioca esternamente. Anche Lobotka è buono per il gioco di Allegri. Io ho parlato con mio padre mi ha detto così, che il 70% dei giocatori non sono da Allegri, e 30% sì. Io ce la vedo, a me non mi convince pure a me tanto Allegri, mi piaceva più Conte, perché poi arrivano alla fine che sono stanchi e questa. L'anno scorso nel finale si è un po' persa la squadra di Allegri al Milan, nella volata finale, anche perché fino a Napoli-Milan, che poi vinse il Napoli con gol di Politano, il Milan era in lotta per lo scudetto di fatto, poi ha avuto un crollo nel finale di stagione. Chissà se è un crollo fisico, se lì magari la società ha remato un po' contro, perché comunque la squadra... Ma abbiamo pure le coppe. Quest'anno con le coppe dobbiamo sicuramente fare meglio in Champions League rispetto all'anno scorso. Però ricordiamoci che i giocatori hanno incominciato ad allenarsi, poi si deve vedere in sequenza, però insomma questi dovrebbero essere gli allenamenti di Allegri: verticalizzare, rientrare con il piede forte, tanto lavoro con la palla, andare verso
verso la fine del calcio d'angolo, rientrare poi dalla palla centrale o verticalizzare all'altro lato. Questo è l'allenamento che stanno facendo. Il tiro da controbalzo hanno fatto pure i giocatori, la fase che attaccavano sul filo del fuorigioco, anche quello molto importante. A lavorare stanno lavorando bene, poi vediamo cosa porteranno in campo. Domani seconda amichevole, tra l'altro, con la Carrarese, speriamo che vada meglio dell'Arezzo. Oggi presentazione della squadra. Stasera alle 21, alle 16 parla Di Lorenzo, poiché voi tifosi purtroppo non potete entrare. Cosa potete fare? Prendete il telefono, ore 16, YouTube, Calcio Napoli 24 e la mostreremo in diretta. Non possiamo entrare in casa. Purtroppo no, nella conferenza stampa di Lorenzo no, non è aperta ai tifosi alle ore 16. È vero, quindi potete seguirla però su Calcio Napoli 24. Ma in che senso? Praticamente la conferenza stampa c'è l'accesso solo per i giornalisti al teatro, lì in piazza Madonna della Pace. Parlerà Di Lorenzo, però poi dopo la conferenza si può entrare. Durante la conferenza no, ma ripeto, la potrai seguire su Calcio Napoli 24 perché la faremo in diretta. Saluto con gli altri giocatori sì, ovviamente. Sì, gli altri giocatori. Ti saluto con un regalo del nostro sponsor. Grazie mille. Se ti piace, se ti va, un cappellino di Autoscala, anche perché di mattina io sono sceso col kiwi, poi alla fine fa sempre caldo. Grazie, alla prossima e forza Napoli sempre. Grazie mille, ciao, grazie anche a papà che ci autorizza, perché poi con il minore è sempre giusto farlo. Una sorpresa dalla Cina. Buongiorno, come stai? Tutto bene. Posso darti del tu? Certo, Sebastiano. Sai già qualcosa, dai, introduci tu. Marco, figurati, ci conosciamo da tanti anni. Ormai nostro fedelissimo telespettatore, amico, tifoso Nino Lo Sapio da Guangzhou, Cina. Sì, devo dire che noi comunque dove c'era Cannavaro, sì. Che noi comunque le partite la maggior parte sanno alle 3 di mattina, quindi io preferisco non andare a dormire, mi inizio a seguire le vostre trasmissioni per entrare nel clima. Quindi comunque vi seguo tantissimo, anzi per tutti quelli che stanno fuori, che non vanno allo stadio, è bello vedere pure le interviste, e poi capitano tanti amici che vengono intervistati. Sì, che bello. Quindi, credimi, i vostri racconti sono la forza per fare questo guardate lavoro. Che quando si va via da Napoli aumenta l'intensità del desiderio, la voglia di tifare, i legami con Napoli diventano molto più stretti di quando stai a Napoli, secondo me. E a proposito di questo, magari per chi ci sta seguendo ora ed è altrove in giro per il mondo, 31 ed 1, 31 con la festa degli Ultras e l'1 con la festa del Napoli, noi saremo in diretta. Fiume, sia il 31 che l'1, vi racconteremo tutto, saremo in giro, tante postazioni, piazza del Plebiscito, piazza Carità, lungo il percorso, il 31 Rotonda Diaz, piazza De Marti, insomma. Seguiteci e vi racconteremo tutto. Credo che sarò lì, quindi non vi seguirò, ma sarò lì. Credo, sì. Che idea ti sei fatto di questo Napoli di Allegri? Fa strano vederlo. Stavamo parlando un poco con tutti gli amici, certamente al momento non è che possiamo dire che puntiamo allo scudetto, diciamo che puntiamo a riconfermarci fra le prime 4. Poi ogni stagione ha le sue variabili e le sue incognite, e se va tutto bene, perché no, possiamo comunque sperare di lottare fino alla fine, sarebbe la cosa bella. Certo che se si lotta fino alla fine poi voglio vincere, perché poi perdere come ha perso l'Inter sarebbe comunque una cosa per noi catastrofica, credo. Già ci è successo quando c'era Sarri con il 91. Io dopo il gol di Koulibaly, il giorno dopo io comprai un biglietto dalla Cina. E avevo comprato già il biglietto quando ci fu la trasferta a Firenze e quando ci fu l'incontro Inter-Juve e cosa, quindi arrivai a Napoli con una grande tristezza, perché poi dopo lì comprai il biglietto, però con Napoli-Cagliari invece dopo Parma l'ho comprato, non l'ho comprato prima, avevo un po' di timore, poi il giorno dopo ho comprato il biglietto e sono venuto a vedere. Lo sai, io sono abbonato, quindi anche se mi vedo 4-5 partite all'anno lascio sempre l'abbonamento per non incredibili, incredibili. Dalla Cina, da Guangzhou è abbonato, però quando può viene al maratona per godersi le gare. 2 curiosità legate al mondo asiatico me le concederai. La prima legata alle maglie,
Che ne pensi? Dico legato al mondo asiatico perché di solito dall'Asia provengono poi tante fabbriche, no? Quindi che ne pensi delle nuove maglie azzurre? La maglia del centenario, quella bianca? La maglia del centenario l'ho vista ed è molto bella, ho visto anche il logo molto curato ed è particolare. Mi piace la seconda maglia, mi piace tantissimo, diciamo, la seconda maglia proprio perché la vedo un poco più speciale. La prima è un poco più standard, al di là del coso, non è che mi aspettavo qualche cosa di più, però sono rimasti loro sul retro e cose. La seconda maglia è solo che voglio andare a vedere bene il tessuto per capire un poco un attimo, sai che tutti i tessuti, il poliestere viene dalla Cina. Sì. Però so che loro li producono credo in Turchia, mentre noi abbiamo la produzione delle tute e cose, credo viene fatta in Cina, perché comunque io giro fra le fiere e cosa. È sempre belle, abbiamo comunque uno studio alle spalle che è diventato molto identitario, perché loro hanno capito che la forza e la spinta identitaria che dà il Napoli sta aiutando anche Napoli, perché noi siamo e viceversa, siamo tutti in effetti coinvolti in questa crescita di Napoli. C'è un forte sentimento identitario. Giro il mondo e ogni volta che dico di Napoli, prima mi dicevano non sono mai andato, ora tutti quanti e negli ultimi anni sono venuti, quindi significa che comunque Napoli è diventata una meta per tutti quanti, qualche cosa di diverso, qualche cosa di unico. Ieri ho visto il marito della Sabalenka con la maglia azzurra in un video sui social di Arina Sabalenka, tennista famosissima. Quando mai negli anni scorsi avremmo visto la maglia del Napoli considerata iconica da personaggi lontanissimi dal mondo Napoli? Io devo dire una cosa, noi all'interno del club abbiamo quasi 150 ragazzi che tifano Napoli. Considerate che i cinesi possono scegliere chiunque, dallo United, PSG e cose, e molti di loro proprio è l'amore per chi deve lottare, per chi ha bisogno di lottare per raggiungere il traguardo. Che non è scontato. Vi devo dire la verità, a me sono rimaste impresse quelle parole di Sarri quando ha detto il percorso è stato più bello del traguardo, perché è il nostro percorso che è stato bello, è pieno di difficoltà, pieno di sacrifici, pieno di sconfitte, pieno di amarezza. Sarri nella presentazione all'Atalanta delle scorse ore che ci dà questa gioia che è un qualche cosa di indescrivibile. Io lo dico sempre agli altri, voi non ci potete capire. Io ho una moglie cinese che a volte non mi capisce, ci guarda con i suoi occhi, a volte vedo attraverso i suoi occhi vedo noi. E a volte noi siamo dei bambinoni come tifosi, iniziamo a saltare, anche fuori dal contesto dello stadio, quando ci vediamo e purtroppo è così, noi siamo speciali e nessun club nel mondo, perché noi abbiamo spagnoli, abbiamo inglesi, nessun club del mondo è organizzato come sono organizzati i napoletani nel mondo. Noi facciamo unione e veramente siamo unici. Integrazione e siamo unici, veramente lo devo dire. E salutiamo lo UANAM, no? Ovviamente l'Unione Azzurra Napoletana nel mondo. L'UANAM è cresciuta tantissimo in questo periodo, ha raggruppato club di tutto il mondo. Io vorrei che si creasse un'unione fra tutti i club e tutte le associazioni per essere riconosciute dal Napoli, secondo delle regole, perché i club fanno tantissimo, fanno tanti sacrifici, i presidenti, i soci, e ci vorrebbe maggiore interazione fra i club e la società. Quindi la mia speranza è che tutte le associazioni di club, che io poi dopo conosco tutte quante, comunque frequento tutti gli amici, sono tutti amici e tutti i tifosi, che si unissero insieme per portare una proposta al Napoli per poter riconoscere secondo determinate regole e cose i club come fa il Milan, l'Inter e la Juve. Come si dice in cinese abbiamo un regalo dal nostro sponsor? Oddio, non me lo dire, te lo abbiamo un regalo dal nostro sponsor per te. Io ti dico grazie, ti dico grazie. Autoscala. Grazie a te. Ci vediamo al Maradona. Ci vediamo al Maradona, io sarò a Genova, quindi ci vediamo a Genova e poi dopo ci vediamo al Maradona per le prime partite. Sì, Napoli Comer 30. Grazie mille e goditi questo ritiro. A tutti i vostri telespettatori. Grazie ancora, grazie. Ciao. Buon ritiro, a tutti.
Giaio, forza Napoli. Napoli Giaio, grazie Nino, ci vediamo dopo. Alisson, Højlund, Lindstrom e Gutierrez hanno svolto lavoro di scarico in palestra in via precauzionale, quindi questo è il motivo del lavoro a parte. È arrivato il report ufficiale del Napoli. Marco, insomma, tutto chiaro. Sì, evidentemente qualche leggerissimo problemino, qualche leggerissimo affaticamento magari, giusto. Intanto qui cori e entusiasmo, perché la piazza oggi ora è gremita. Non so, la riusciamo a fare zoom se togliamo questo, giusto per far vedere un po'. Tanto siamo in chiusura, poi fra poco gli appuntamenti proseguiranno su Calcio Napoli 24. Ci proviamo? Vai, proviamoci. Tutto live come sempre, sì, caro Marco, lascio a te un po'. Vedrete crollare al suolo il nostro qui backdrop di autoscalo. Eccolo qui. Ecco, perfetto, grazie Mario. Così che abbiamo lo spazio per mostrarvi anche la piazza gremita, che rispetto al solito non lo è. Ecco qui, grazie a Carmine Fiorellino. Noi siamo un po' lontani dalla piazza, però comunque si riesce a vedere quanta gente c'è, che poi vabbè, la stiamo chiamando Pedro. La stiamo chiamando piazza, ma in realtà questo diciamo è l'antistadio, ecco, sì. Nonché anche Summer Village viene definito così ufficialmente. Guardate adesso, oggi forse è davvero un giorno di ritiro del Napoli. Il primo giorno dove vediamo l'affluenza a cui siamo abituati. Peccato sia il terzo ultimo di ritiro. Peccato sia l'ultimo weekend quasi di chiusura. Però oggettivamente, guarda, c'era anche una bandiera scozzese, se ho visto bene. Ho visto vari tifosi con le maglie della Scozia, sia di casa che di trasferta, quindi davvero di fatto la Scottish style sta invadendo i tifosi azzurri. Una cosa che non siamo riusciti a chiedere a Manna è il rinnovo di McTominay, quindi fra le varie curiosità è interessante sapere, magari se riusciremo più avanti a chiederlo, sarà importante sapere anche a che punto siamo proprio per il rinnovo di Scott McTominay, che ha creato questo legame fra Scozia e Napoli fortissimo. Sì. E poi vabbè c'è anche Gilmour ovviamente, che è sempre comunque scozzese anche lui. Gilmour si è rivisto quindi in campo, così come Neres, che è tornato finalmente a calcare un po' il terreno di gioco, seppur semplicemente facendo dei giri di campo. Ora piano piano, lento pede, torniamo nella nostra inquadratura canonica e ci rivedrete fra pochissimo nella nostra inquadratura. E vi ricordo comunque nuovamente per l'ennesima volta, ma meglio ricordare, meglio abbondare che deficere, come direbbero i latini, che dalle ore 12 c'è CN24 live, dalle ore 14:30 c'è il TG, 15-16 filo diretto, 16-17 conferenza stampa in diretta su Calcio Napoli 24 di Giovanni Di Lorenzo, che vi mostreremo live, senza embargo, senza aspettare, in diretta. Quando apre la bocca voi già potete ascoltare. Esatto. Dalle 17 buon pomeriggio di Maro con l'allenamento pomeridiano, sperando sempre che da qui alla fine potremo mostrare qualche altro allenamento, chissà, siamo sempre speranzosi, però poi stasera ore 21 presentazione della squadra SSC Napoli in piazza con DJ set che dovrebbe essere a cura di Vano Petagna di Radio Kiss Kiss. Ad allietare la serata, più tardi vi diremo chi ci sarà, stiamo ancora aspettando che arrivino, poi a fine che lo diciamo, poi non arrivano. Aspettiamo facciamo sempre una brutta figura, anche perché non dipende da noi. Ecco. Però dovrebbe essere ormai una gestione totale di Radio Kiss Kiss, che ha la partnership col Napoli e utilizzerà suoi speaker per la serata di stasera e poi chiaramente anche in futuro al Maradona, visto che Daniele Decibel Bellini non è più lo speaker del Maradona. Hai fatto bene a specificare proprio il gruppo Kiss Kiss, non Radio Kiss Kiss Napoli, esatto, che diciamo fa parte del gruppo, ma qui si tratta di un accordo molto più ampio. È un ramo. Bravo, rispetto a Radio Kiss Kiss, che ovviamente credo che proporrà anche sul nazionale nel corso dell'annata la radiocronaca delle partite del Napoli, che è un po' l'obiettivo che, se ricorderai, De Laurentiis aveva da un po', di rendere nazionale la radiocronaca delle partite degli azzurri. Poi c'è la Radio Kiss Kiss,
e stasera c'è la presentazione però su Calcio Napoli 24 dalle 21, anzi da molto prima saremo in diretta, però l'inizio, lo start è alle 21. Noi vi racconteremo da Piazza Madonna della Pace anche un po' le sensazioni, le vibrazioni della piazza prima di iniziare. Stasera la piazza me l'aspetto gremita, quindi magari riusciamo anche a intervistare qualche tifoso, ad andare in giro lungo la piazza. 11:55, chiudiamo. Grazie a Simone Guadagno e a Riccardo Nicotra che sono ancora all'interno della tribuna stampa a lavorare, grazie a Carmine Ferellina, alla regia con Raffaele Passante, Vittorio Bernardo, grazie a Marco Lombardi, grazie a Manuel Guardasole. Restate sintonizzati perché oggi a Napoli so che fa meno caldo del solito, quindi state a casa belli rilassati e vi godete tutto il palinsesto di Calcio Napoli 24, Cene 24 Live, conferenza di Lorenzo, allenamento pomeridiano, presentazione della squadra, un sabato a tinte azzurre. Grazie ancora e buona mattinata a tutti.